Adesso faremo una passeggiata tra gli stand per arrivare allo stand della ricotta. E noi andiamo. Faremo questa passeggiata qui, nel frattempo un po' ci descriva questi angoli. Qui a sinistra abbiamo le oggettistiche, poi abbiamo lo stand dei maccheroni, dove qua ci sono le persone che mangiano. Andando più avanti abbiamo 4 stand di oggettistiche che fanno da contorno alla nostra sagra. Ecco, tutto l'artigianato presente, con tanti dettagli che sveleremo prossimamente su Onda TV e Bella Sicilia. Queste scritte sono delle canzoni dialettali fatte da poeti liminesi che raccontavano delle storie locali. Raccontano delle storie locali, dei santi, delle particolarità della vita quotidiana. E continuiamo il viaggio. Viaggio nell'artigianato. Ed ecco la Sicilia in tutte le sue forme. E continua l'artigianato. Sì. La loro intervista prossimamente su Onda TV. Qua sono dei viuzze del paese Limina, dove vedrete delle strettoie per arrivare nella strada principale dove ci saranno altri stand. Prego, la seguiamo. Grazie. Anche perché uniamo i sapori alla scoperta del territorio, vivendo Limina in alcuni suoi scorci speciali. Qui siamo arrivati all'incrocio della via principale del paese, del centro del paese, della via Garibaldi. Ora scendiamo verso sinistra dove arriviamo nella piazza Marconde, dove c'è il fast food della Sagra. Allora, i primi 3 sono delle oggettistiche con dei prodotti artigianali locali fatti proprio in casa, li potete ammirare. Ecco il primo. Poi ci sono altri prodotti fatti da questa signora, venga qua Maribel, si avvicina. Questa è una signora emigrante liminese, è tornata al paese e ha voluto partecipare a questa sagra della ricotta. Complimenti! Grazie! Ora qua finisce l'artigiano e qui andiamo nel mangiare delle persone e iniziamo con la polchetta e la salsiccia. E di sapori speciali gustati qui a Limina. Qua abbiamo lo stand della polchetta e della salsiccia. Squisita! Ora più avanti, continuando, abbiamo a sinistra lo stand della Cuzzola. Qua a sinistra abbiamo l'associazione Autismo di Nizza di Sicilia, dove fanno dei ricami per aiutare i bambini. E salutiamo tutte loro con un grande saluto a Onda TV e Bella Sicilia. Qui a destra abbiamo un altro stand di oggettistica, 2 stand di oggettistica, poi abbiamo il gruppo, il duo Marco Mannanna e il suo collega che ci alimentano la serata. So che canta, poi scendiamo con la cantina Catarrusta, con l'azienda agrituristica Bartolotta Stefania. A sinistra abbiamo il birrificio che viene da Francavilla di Sicilia, poi ci avviciniamo così vediamo. Davvero non manca niente in questi 2 giorni qui a Limina. Ora a sinistra davanti c'è la pasticceria con i cannoli alla ricotta. E finiamo con il punto di forza, la ricotta e la pasta della ricotta, che è il titolo della nostra sagra. Naturalmente siamo ai titoli di coda della serata, sì, ma vedranno su Onda TV e Bella Sicilia tutto questo nello speciale televisivo. Allora ci mettiamo lì. Sì.
Salutiamo gli amici di Arrivederci, Onda buona TV serata, e vi Bella aspettiamo Sicilia. domani. Festa della ricotta e dei prodotti tipici a Limina, in provincia di Messina. Grazie, arrivederci. Arrivederci.